Rosario, nipote mio, io non sogno forte. Prima che questi occhi si chiudono per sempre, la mia storia ti voglio contare. Assettatela al lato a mia e accomincia a tentare. Qualcuno dice che quando c'è la fame tutto è permesso. Aveva 30 anni, quando con un biglietto di sull'andata lasciava a mia moglie le mie picciridde, con la mente piena di scanto e l'anima incolorata, e partiva in cerca di travaglio per Germania, senza sorte d'incontro, con una valigia arrepezzata. Nei polmoni respirava aria di coraggio, e che sai, alla mia famiglia pensava, che sai travagliava, e non per niente non mi tirava. Una chianca donne travagliava, tutti mi rispettavano, Rosario lo siciliano mi chiamavano, e le padrone come un figlio mi trattavano, mi faceva le fatte mie e non mi inquietava. Ma ogni giorno le mie occhie non poterono sopportare vedere un turco e una bella picciotta cafuddare. La definiva senza pensare e quiddu come un cane mi sarriave, mentre l'avoce arrestavano a tagliare e lo padrone si metteva in menzo per fare un accordare e da picciotta tedesca mi veniva a ringraziare. Fu a così, che giorno dopo giorno Didda mi innamorava, lo mio cuore era spartuto a metà, a mia moglie non mi poteva fermare di pensare. E da tedesca non mi poteva staccare, tanto che guida mi iva a stare e due figli ci fece fare. Mia moglie paese niente si poteva immaginare, ma quando le sorte non vitte arrivare, suo frate in un momento mi venne a trovare. E tutto a Ida ci io a contare. A Germania mi voleva stare, a casa non voleva più tornare, ma lo telegramma di mia moglie o paese mi fece tornare. Tuo padre morì, ha ricampato a casa, allo funerale non puoi mancare. Erano tutte appattate. Mio padre era vivo e quando mi vittero arrivare, mentre l'avoce mi venivano a salutare, io pigliavo il passaporto e davanti all'occhio me lo vitte sfardare. La firma perché di nuovo me la potte scordare, come le figlie che non potte più abbracciare e da bella femmina tedesca che mi potte scordare. Poi mi chiuderono al manicomio e per forza tutte mi cominciarono a pigliare. Quando ne usciva gocce e sonnifere, ida non mi fece mancare. Ma le figlie non si possono scordare e le chiaie del cuore non si possono sanare. Ognuno di noi ha una storia da contare. Ma non tutte le cristiane capiscono, non so cosa prova. Mi criticano e mi affennano senza pensare. Mi tagliano strata a passeare. Mi chiamano forte perché mi sentono un tedesco cantare. Per risia mi pigliano di petto con la macchina per mi scansare. E ridono e mi sfruttano quando mi vedono arrivare. Quando uno muore si porta appresso quello che passava. Ricorda storie belle come chissà che ti contava. Io non so scrivere, io non so leggere, ma tu sì, tu ta fire. Scrivi sta storia e falla conoscere e non ti preoccupare per la reputazione, perché tanto quando c'è la fame tutto è permesso e chissà è una giustificazione.